Ciao amici e bentornati, sono in compagnia di mio figlio Massimo. Ci troviamo a Piana di Valdagno, ad ovest del paese, ai confini con il paese di Cerealto. Dove andiamo Massimo oggi? Andremo in un luogo conosciuto da poche persone a vedere i basalti colonnari. Esatto, andiamo a vedere questi basalti. Ora ci aspetta un bellissimo tratto, ma bisogna anche stare attenti. Siamo in mezzo a una rivoluzione di rocce vulcaniche e qui c'è un faggio che è riuscito a sopravvivere e a farsi largo, e questa è la forza della natura. Ho messo il caschetto per sicurezza che un attimo si manca. Siamo arrivati alla nostra meta. Massimo è stanchissimo, vero? Anche pericoloso dove li ho portato, ma insomma. E queste alle nostre spalle sono i basalti colionari, queste bellissime colonne scure che si vedono. Sono una formazione geologica unica nel loro genere, che nasce nel repentino raffreddamento del magma nella caldera vulcanica. Queste colonne si trasformano quando il magma si raffredda velocemente, venendo a contatto con l'aria e fratturandosi in numerose colonne prendono queste forme e dimensioni. Dipende sempre comunque dalla velocità del magma. Maggiore la velocità e più piccolo il diametro. I basalti possono contenere delle zeolite di tipo natrolite ed altri. Possono prendere forme esagonali, pentagonali, quadrati e anche imperfetti. I basalti sono una formazione geologica unica nel loro genere, presenti in pochissime parti del mondo. Qui in Veneto sono in parecchie parti, soprattutto nei colli iberici, qui a Vicenza, nel Veronese e nei colli euganei, e ci troviamo di fronte a qualcosa di davvero spettacolare. Questo video è giunto al termine, ora ci dirigiamo verso casa. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se siete nuovi iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con nuovissime esplorazioni con i cercatori di miniere. A presto, ciao!